Aveva solo 12 anni, stava giocando con gli amici del centro estivo qui nel Parco Coronini di Gorizia quando è caduto in un pozzo profondo 30 metri. È morto così il piccolo Stefano Borghese, primogenito di una famiglia molto conosciuta a Gorizia. La dinamica dell'assurda tragedia è ora al vaglio della Procura Isontina che ha disposto il sequestro dell'area. Le indagini procedono da parte della locale questura, ma una prima ricostruzione è già trapelata e nella sua drammatica semplicità è molto probabilmente quella più fedele alla verità dei fatti. Come disposto dai salesiani, organizzatori del centro estivo, secondo le norme anti-Covid, Stefano era in un gruppetto di 7 bambini. Stava partecipando a un centro estivo organizzato qui proprio all'interno del Parco Coronini, del bellissimo parco goriziano. Stava facendo delle attività di orienteering quando, per prendere una mappa di questa attività, sia salito sul pozzo, sulla copertura, e la copertura abbia ceduto. La copertura avrebbe dunque ceduto, ma è anche possibile che sia stata rimossa, forse dagli stessi ragazzini. Era infatti fissata in maniera stabile con 4 giunti e proprio di recente era stata oggetto di controlli, come ha confermato il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, che è anche il presidente della fondazione che gestisce il parco, giunto immediatamente sul posto insieme agli assessori Ceretta e Romano. Immediati anche i soccorsi, vigili del fuoco, polizia, carabinieri, personale sanitario del 118, che purtroppo non hanno potuto fare nulla per lo sfortunato bambino. Precipitato per circa 30 metri, Stefano è stato recuperato dal fondo del pozzo, che non aveva neppure acqua ad attutire la caduta. Sono arrivati anche i genitori di Stefano, che hanno un altro figlio di poco più piccolo e che sono stati subito accompagnati in una stanza della villa dove è stato adagiato il corpo del dodicenne prima di essere trasferito in obitorio. La famiglia di Stefano Borghese si è distinta in passato per l'impegno nel mondo dell'associazionismo e dello sport goriziano. Il nonno paterno, Mario, ha ricoperto ruoli di vertice nell'ambito della federazione di softball e anche nel CONI provinciale. Sul posto anche il medico legale che ha condotto l'ispezione esterna della salma e la polizia scientifica che dovrà contribuire a far luce su una tragedia assurda.